tutti. Noi abbiamo nel Parlamento stabilito che l'unica risorsa che abbiamo sono gli abusivi, a mitigare per certi aspetti anche questi tavolini messi fuori dai locali sono abusivi se non hanno l'autorizzazione, ma che hanno l'autorizzazione ad abbagliare soldi e ciegate nelle soldi su paglia, tutti abusivi, abbiamo un paese di abusivi. Ebbene amici cari, noi e soltanto noi delle due Sicilie, noi non pure Pratica di Milannare, noi abbiamo detto quella è la risorsa, datemi l'autorizzazione provvisoria perché devono lavorare e dopo un anno, dopo 6 mesi si metteranno a posto, regolarizzeranno. Ma sapete cosa hanno fatto a Taranto? Hanno fatto il blitz contro gli abusivi. Cosa hanno fatto nei comuni del Trentino? Sono andati, hanno chiuso i negozi, hanno fatto le multe che erano abusive per la mia strada. Siamo in dalla America, sono tutti in regola, tutti abusivi. E che faccio? Dobbiamo stare a guardare. Ah, non vado la finanza, perché loro, perché vogliono tanti abusivi? Perché qualcuno pagherà, ma non i nostri clienti loro sono i veri criminali, ma per caso questo abusivo non è un reato, chi lo consente? Che non so io, chi consente a passare le persone in modo abusivo e non trova una soluzione? Quello è il criminale! Abbiamo i governatori, lei vuole parlare, parla quando vuole lei. Grazie. Allora vi dicevo, siamo in una situazione che possiamo ribaltare. No, un colonizzato è uno che viene portato dal basso dei partiti, ma amici cari, qua sono educati i ragazzi di Napoli, quando io parlo a Taranto, tutti quanti contenti, perché quando hanno fatto il brief a noi stavamo in una piazza, una piazza di fronte alla prefettura, tutti gli abusivi stavano con me, ma quelli che erano amici degli amministratori dicevano guarda, avete ottenere, io tengo un uccello, io tengo una persona. Quando hanno fatto il brief, amici cari, non l'hanno fatto a noi, l'hanno fatto a loro, e vi dite come li assomavano. Amici, noi la soluzione per tutti ce l'abbiamo, il problema è che dobbiamo essere forti
responsabilità.